Pensare oggi all'Ente Friuli nel mondo non vuol dire solamente condividere i valori che hanno caratterizzato l'emigrazione friulana del secolo scorso. Oggi vogliamo essere vicini alla terza, ma addirittura quarta generazione, che oggi è orgogliosa di avere le radici in questa patria. E quindi con questo progetto vogliamo rappresentare una delle tantissime ricchezze che ci contraddistingue, il mondo del vino, per far sì che questi giovani diventano i veri ambasciatori del mondo enogastronomico di questa terra. Con il vino andiamo a riassumere due esigenze specifiche dell'amministrazione regionale. Da una parte l'esigenza di mantenere vive le radici, il legame con il territorio, e il vino è cultura, è in qualche modo il modo di vivere il territorio. Dall'altra parte garantiamo anche la possibilità di far conoscere un prodotto che è di assoluta qualità ma ha bisogno di tanti piccoli ambasciatori sparsi intorno al mondo. E in questo senso sicuramente voi tanti corregionali all'estero siete i migliori ambasciatori del Friuli Venezia Giulia. Viviamo in una terra che comunica coi propri accenti e questi accenti navigano nel mondo. Il vino racconta la terra nella quale esso viene piantato e abbiamo la possibilità, attraverso di lui, di poter raccontare i silenzi che rimangono tra una parola e l'altra di quello che noi diciamo. Il Friuli è un po' come un'orchestra, dove ogni strumento è necessario affinché la sinfonia della terra venga ascoltata e suonata. Abbiamo la possibilità di far sentire la voce della nostra terra attraverso i vini in tutto il mondo e in questo modo possiamo far sì che le caratteristiche specifiche di ogni zona vengano ascoltate, raccontate e finalmente assaggiate. Questo ente, che rappresenta tutti i consorzi DOC regionali, ha l'intento di portare le aziende a lavorare in maniera sinergica. La qualità è sempre stata alta in Friuli, anche l'ambiente, ma proprio ancora di più vogliamo farlo diventare importante perché tutto questo lavoro che stiamo facendo ha l'intento di portare sempre più turisti in Friuli, perché è l'unico modo per far capire tutto il lavoro che il mondo vitivinicolo fa a livello regionale per questo miglioramento ambientale, per far star bene chi viene a visitarci.